Eccoci qua, mister, un 1-1 con 2 gol nati dal calcio d'angolo, sviluppi di calcio d'angolo, partita vivace che ha divertito, non ci siamo annoiati, però insomma se andiamo a guardare i punti fuori casa e quelli in casa stentiamo un po' a tradurre nel pratico in moneta sonante di punti in casa. Cosa risponde a queste Ma osservazioni? io su quello che lei mi ha chiesto sono pienamente d'accordo, non ci metterei il però, perché questa è una squadra che fino alla fine anche oggi ha dato tutto, ecco, di quello che poteva dare, insomma, abbiamo cercato la vittoria fino alla fine e non è andata, però insomma devo fare i complimenti anche a una Pitergina che viene da 2 vittorie consecutive, per cui una squadra con giocatori tipo Poles, Catellani, insomma gente che C'erano due ex dall'altra parte. che sa il fatto suo, per cui faccio solo i complimenti ai ragazzi che abbiamo provato fino alla fine. Domenica andiamo contro il primo in classifica perché mi sembra che oggi l'Union abbia vinto. Si va consapevoli delle proprie forze o si va per non perdere? No, proviamo ad andare a vincere anche lì se è possibile, ecco. Sapendo che incontreremo una squadra diciamo costruita proprio sotto tutti gli aspetti per il salto di categoria, però insomma ci fa piacere, per cui penso che non sia molto difficile preparare la partita durante la settimana. I ragazzi sanno e ci proveremo. Per tornare un attimo alla partita, perché mi è venuto in mente adesso, abbiamo visto due grandi giocate di Carlo Mazzarella, insomma che se almeno una dei due andava dentro c'era anche qua quasi un Eurogol. E siamo stati anche un po' sfortunati perché forse ai punti il Portogallo avrebbe meritato di vincere un qualcosa in più adatto rispetto Sì, all'avversario. certo, dai, diciamo di sì, però insomma... Però loro hanno preso un palo. Qui ma bisogna sempre essere un attimino cauti, per cui non vado a rimpiangere niente, vado a casa tranquillo, sereno, Un buon punto. sapendo che la squadra ha provato fino alla fine, come si è visto. Bene, grazie mister. Grazie a lei, salve.